amici del canale YouTube. Come procede la quarantena? Procede così, che siamo tutti chiusi in casa. Tutti chiusi in casa e molti di noi hanno riscoperto un po' la gioia di cucinare. Per me non è così, nel senso che per me è sempre bello cucinare, è una cosa che ho scoperto che mi calma molto i nervi quando ho le giornate un po' così. Però oggi ho pensato di portarvi nella mia cucina, che vedete un po' incasinata qua dietro le mie spalle, perché è sempre un po' un work in progress la mia cucina. Comunque fate finta di niente. E niente, allora oggi siamo qua nella mia cucina e prepareremo insieme un dolce, ma è un dolce molto particolare perché è una torta, una ricetta che non prevede l'uso di latte, di burro. È una ricetta molto leggera e indicata per chi, come me, ha problemi a digerire il lattosio. E questa torta, questo dolce, l'avevo già fatto vedere in qualche foto, è un mio cavallo di battaglia, quindi lo faccio spesso, e infatti è già presente la ricetta sul blog, poi da qualche parte vi metterò il link, però ve la faccio vedere anche passo passo qua in video, così la prepariamo insieme. Cominciamo! Gli ingredienti per questa torta sono 3 uova, 150 g di zucchero, un po' di più, un po' di meno, a seconda se vi piace più o meno dolce, 130 g di olio di semi, 130 g di acqua, il marito ha rovesciato qualcosa nel frattempo, non importa, il gatto è stato, 250 g di farina, una bustina di lievito per dolci e 2 cucchiai di cacao amaro. Io userò la planetaria, se non avete la planetaria non è un gran problema, versate in una ciotola e lavorate di frusta o di frusta elettrica, a seconda di quello che avete. E cominciamo con mettere le uova nella ciotola della planetaria. Tutte e 3 intere. Non ho un canovaccio, non ho un canovaccio, non è fuoco, non ho un canovaccio. Assistente, mi allunghi un canovaccio. Sì, grazie. Ok. E mettiamo lo zucchero. Mettiamo nella planetaria, mettiamo il gancio a frusta nella planetaria e iniziamo a far lavorare finché non si otterrà un composto bello gonfio, bello spumoso e più chiaro. Ecco, adesso che il composto è bello gonfio, andiamo a inserire prima l'olio, magari facendo andare la macchina a velocità bassa. Se fate a mano, versate dentro l'olio e andate di frusta. Una volta che il composto ha incorporato l'olio, andiamo ad aggiungere l'acqua, sempre con la frusta a velocità molto bassa. Una volta che il composto è incorporato anche l'acqua, andiamo ad aggiungere la farina con scusate, casino. La farina setacciata insieme a una bustina di lievito per dolci. E procediamo a far inglobare la farina nel nostro composto. Il risultato deve essere un composto liscio, omogeneo e ovviamente senza grumi. C'è Tigro qua sotto.
Allora, dicevamo forno da plum cake o forma rotonda, ricoperta da carta da forno. Questo è il mio trucchetto per tenerla ferma, con 4 mollette da bucato che poi toglierò ovviamente prima di andare in forno. Versiamo circa 3/4 del composto che abbiamo ottenuto dentro la teglia e teniamo da parte il rimanente, a cui andremo ad aggiungere poi il cacao in polvere. Con l'aiuto di un semplicissimo coltello da cucina andiamo a formare quella che si chiama in gergo la marmorizzazione della torta. Semplicemente così, affondiamo la lama e facciamo dei giri, non mischiamo proprio i due composti, facciamo sì che si veda insomma il nero mischiato al chiaro. Ecco qua. Andiamo in forno che avevamo già preriscaldato, ventilato a 180 gradi per circa 30-35 minuti a seconda del vostro forno, di quanto scalda. Andiamo in forno. Alexa, metti un timer a 35 minuti. 35 minuti a partire da ora. Ecco, la torta è sformata, è sfornata e mi raccomando sempre la prova a stecchino per vedere che sia effettivamente cotta. Lo stecchino esce pulito e quindi è cotta. Ecco, la torta è pronta. Mi raccomando, prima di tagliarla aspettate che sia completamente fredda, altrimenti si rompe tutta. E basta, godetevela. Sono sicura che vi piacerà, ma fatemelo sapere comunque con un commento al video e soprattutto lasciate un bel like. Alla prossima, ciao! Buongiorno amici del canale YouTube. No, è venuto a fare tipo YouTube. Ripartiamo. Ecco, la torta è pronta, mi raccomando. Ma che?